Nella notte tutto si ferma, la città tace, le luci si spengono, le lancette si addormentano. È come se il tempo non esistesse più. Ma non per noi. Per noi che saliamo ogni passo pesa, ogni respiro conta. Il tempo corre nel buio, si infila tra le gambe, dentro il fiato. Per noi il tempo è adesso, un tempo solo nostro, fuori da tutto, fuori da tutti. Così, presentazioni a Lina che oggi ci asfalterà come al solito, Ale Andy. e Michael. La Lina ci aveva promesso uno strudelino in vetta, no? E invece... No, Oh. non sono stata io, è un'altra Lina. Ciao Valentino, finalmente! Buongiorno. Buongiorno! Non so se a 52 anni essere orgoglioso, contento o cosa, perché a 52 anni ero fino a mezz'ora fa a letto con una donna che amo tantissimo e adesso sono qua al freddo con 4 svalvolati e tentiamo di fare l'alba in cima alla Mariana. Vediamo. Bene, dopo questa massima si parte, via! La Mariana è una montagna solitaria, infatti svetta da sola con la sua caratteristica forma piramidale. Si trova sopra Tolmezzo ed è così iconica da essere visibile da tutta la bassa Ferulana e per molti è la vera montagna di casa. Partiti dai 9:50 della Forca del Cristo, sono le 2:30, meno 3 ore all'alba. Da qui risale il sentiero CAI 414 che risale il versante sud-ovest della Mariana. Il dislivello è di quasi 950 metri con una pendenza costante e impegnativa. Si attraversano prima boschi di faggio e abete, poi si risalgono tratti erbosi e roccette. Durante il terremoto del 76 la cima fu scossa violentemente, infatti qui vicino ci fu l'epicentro di quel famoso terremoto. L'Orcolat, come lo chiamano i ferulani, lasciò segni indelebili anche su questa montagna. Segni che raccontano di una montagna che ha resistito, che ha tremato, sì, ma non è caduta. Perché a volte, come le montagne, anche noi cambiamo forma, anche noi dopo aver tremato ritroviamo il nostro equilibrio, proprio come Valentino. 2 anni fa, 3, quando erano le primissime armi, vedevo i video su YouTube di quelli che prendevano in turna. Io no, questi qua è fuori di testa. Fatemi mai. Guarda adesso, sei diventato uno di loro. Allora, ieri la Lina, per non smentirsi, si è fatto un 1.400 di dislivello giusto per scaldare i motori. Valentino, vabbè, ha detto che ha dovuto abbandonare l'alcova. Invece Michael non è proprio andato a dormire, è arrivato direttamente dal lavoro. Ha finito che ora, Michael? 10:30, lavato, è venuto subito qua. Noi ci siamo trovati in questo mondo. Io invece ieri sono andato in discarica. Ma il mio massimo. Bene Valentino, ti rilascio il posto così puoi goderti il lato B della Lina. Nel tratto finale della salita si incontra anche un canalino attrezzato con cavo metallico. È bene avere passo sicuro e attenzione in questo tratto, soprattutto in discesa e con terreno bagnato. È l'ultimo sforzo comunque, la vetta è lì a pochi minuti.
toc. Vuoi fare un attimo di pausa? Siamo più o meno a metà della parte attrezzata, 4:30 quasi. Siamo più o meno a un 20 minuti dall'inizio della golden hour, un'ora dall'alba. Perfettamente nei tempi. Sembri tipo Tarzan con le liane, cazzo. Sembri Tarzan con le liane. Arietta. Inizia. C'è un momento in cui tipo sarà 5 minuti che diventa tutto arancione quando c'è l'alba. Non dura niente, ma è spettacolare. Aia, cazzo. Visto? La luna sta calando. La notte piano cede il passo, il nero si sfuma in blu e il blu si trasforma in arancio. Siamo sull'ultima cresta, i passi diventano più lenti, non per la fatica, ma per godersi ogni istante. Buona vetta. Buonissima ragazza. Bravo. Buona vetta, Michael. Vale, buona vetta. Buona vetta. Buona vetta. Alex. Siamo in cima, ore 4:43. Siamo in anticipo di un'ora sull'alba. È iniziata adesso la golden hour. Il cielo piano piano si apre e la valle comincia a respirare. In questo silenzio, dove anche il vento si trattiene, capisci che non sei salito per arrivare, ma per essere esattamente qui, in questo preciso momento. E poi finalmente, eccola. L'alba non arriva di colpo, si insinua, si arrampica sulle creste e poi esplode con il suo caldo abbraccio. E poi ti trovi lì, soprattutto. La Carnia si apre davanti a noi e ogni vetta, ogni valle, ogni paese laggiù sembra piccolo, distante, ma incredibilmente vicino quando lo guardi da qui. A volte basta una cima per ricordarti chi sei, e se poi in tutto questo ti aspetta anche un caffè caldo, beh, forse non hai conquistato il mondo, ma di sicuro hai vinto la tua giornata. Alessandro ha fatto un sacco di montagne, però per lui era la prima volta un'alba in vetta. Com'è andata quest'alba, Ale? Bellissima, la mia prima volta. Mentre la Lina, ma è abituata lei, alpinista Hai visto l'alba? ormai navigata. La rivediamo, andiamo indietro.
Mentre per Valentino si Vale? tratta di una piccola Finito il resa. massimo per oggi. Dai, ne aspettavamo un'altra. Ci penso, prima di tornare giù te ne dico un'altra. Diceva mai e poi mai lui, salire di notte, ma per cosa, per chi? E ora si ritrova quassù, insieme a noi, tra caffè, strudel e crostate e anche richieste delle 6:30. richiesta, la Lina ha voluto la birretta in vetta e birretta in vetta. Viva! Bene, discesa iniziata, siamo già al tratto attrezzato. Un paio d'orette penso saremo giù. A dopo. Spettacolare la vista che c'è sulla valle del Tagliamento da quassù. Abbiamo iniziato il sentiero, la parte attrezzata è già terminata. Fa caldo. Sono quasi le 8. Questa volta non sarò io a dirvi iscrivetevi al canale, perché così vediamo se possiamo racimolare qualche iscritto in più. Sarà la Lina e ce lo dice in friulano. Iscrivetevi al canale. Bravi, alla prossima, ciao ciao. No, ho sbagliato. Siamo saliti nel buio, abbiamo toccato la luce e ora torniamo a valle, con le gambe dure, gli occhi pieni e un pensiero fisso. Arrivati. Mai più, almeno fino alla prossima.